Buonasera a tutti, oggi è giovedì 12 dicembre e con oggi sono 203 giorni che trascorro su questa gru, la gru Ursus, la gru galleggiante ormeggiata nel porto di Trieste. Come avete potuto vedere, in questo momento mi trovo sempre all'interno di questo riparo di fortuna che sono riuscito a creare su questa gru a circa 35 metri d'altezza. Le condizioni meteo in questo momento diciamo che sono un po' migliorate rispetto a questa mattina o a questa notte che oltre al freddo c'era anche il vento che tirava abbastanza forte. In questo momento il vento è calato come potete anche vedere e questo per me è già buono. Piove, però stamattina addirittura qui sull'altipiano triestino nevicava. Fa freddo, è inutile dirlo, fa molto freddo, stanotte ha fatto veramente tanto freddo, ma vabbè, la lotta comunque continua, si va avanti e come sapete finché non ci sarà veramente qualcosa di serio, concreto e definitivo per risolvere questa vicenda. Dal punto di vista istituzionale, lo dico la verità, qualcosa si sta muovendo, ma lo dico anche a denti stretti con la dovuta cautela. Come sapete, ogni volta che si è fatto qualche piccolo passo in avanti, poi è successo sempre qualcosa che lo ha interrotto. Sapete anche che questi anni io ho parlato con diversi parlamentari, ministri, sindaci, assessori, prefetti, e alcuni di questi si sono impegnati a risolvere questa vicenda e poi sistematicamente o sparivano o come ha fatto questo sindaco Roberto Di Piazza, o cadeva il governo. Abbiamo visto più governi cadere in questi 10 anni che funghi crescere. È pazzesco veramente, non ci si può credere, per cui ogni volta che qualche ministro si impegnava poi spariva il governo. Come è sparito poi questo sindaco che invece proprio l'ha fatta veramente grossa. No, sapete che si era impegnato, no, dopo essere stato sollecitato in maniera abbastanza anche vigorosa dal governo centrale e dalla prefettura e dalla questura di Trieste di risolvere questa vicenda, poiché ormai era evidente a tutti quanti il danno che avevano fatto, l'enorme danno che avevano fatto alla mia impresa. Sapete che hanno paralizzato per anni la mia impresa, un'impresa sana, bella e produttiva, e poi praticamente me l'hanno tolta per metterla nelle mani di una multinazionale. Oggi è nelle mani di questa Pacorini Group e Paolo Fontanotte, il Pane Quotidiano. Ecco, sapete che questo sindaco poi, dopo essere stato sollecitato a porre un rimedio, un riparo al danno che aveva fatto lui con la sua amministrazione, lui ha avuto la bella pensata di propormi una location alternativa sulla quale mi aveva fatto appunto fare anche un progetto, cosa che ovviamente io ho fatto, e poi dopo in seguito lui sparisce e si scoprirà che la location su cui mi aveva fatto fare il progetto non era neanche del comune. Ecco, questo tanto per dire, per inquadrare la situazione e chi è questo sindaco, ma questo sindaco purtroppo, lo ricordiamo per chi non è di Trieste, si chiama Roberto Di Piazza e non è nuovo a questo tipo di situazioni, insomma, ormai lo conosciamo, però io ovviamente non posso tollerare una cosa del genere perché a causa di questo tipo di persone qui io ho perso un'impresa e ho perso una casa e quindi io non la posso far passare liscia, cioè non è che mi hanno rubato la bicicletta, mi hanno portato via la vita. E poi oltretutto, oltre che il danno, anche la beffa, anche no, insomma. Pensate che testa che deve avere questo sindaco, cioè è pazzesco, veramente questa città ormai sembra di essere veramente ai confini della realtà. E questo prefetto, no? Valerio Valenti,
che ci ha messo 43 giorni per fare una telefonata al sindaco e sollecitarlo a rispettare gli impegni. Altro che questo sindaco, questo prefetto con cui avevo avuto a che fare un po' di anni fa, questo prefetto Giacchetti, che ricordo veramente con piacere, forse credo una delle ultime persone di queste nostre istituzioni triestine ad essere veramente integro e avere un rigore istituzionale, una serietà e un rigore istituzionale non da poco conto. E purtroppo questo tipo di persone oggi non ci sono più e ci ritroviamo questa classe politica istituzionale che poi ha portato a questa decadenza etica, morale, culturale questa città. Io non so davvero se ci meritiamo di essere guidati da persone di questo tipo. Io sicuramente non sono disposto a mettermela in tasca e farmi prendere in giro da questa gente, no? Sono disposto a farmi ammazzare, ma non la posso, no, questa gente qua non la può passare liscia, cioè il danno che hanno fatto è veramente troppo grande. E quindi stiamo a vedere, rimaniamo ovviamente fiduciosi. La fiducia non deve mai mancare, soprattutto quando si fanno battaglie di questo tipo, fermo restando che però anche la guardia deve rimanere sempre molto, molto alta. Perciò vi ricordo che io non sono il gladiatore nell'arena e non sono neanche il Truman Show, sono una persona, un essere umano come voi, in carne ed ossa, che sta combattendo duramente una battaglia contro un sistema profondamente marcio e malato, quello stesso sistema che sta in qualche modo distruggendo e impoverendo le vostre vite, le vostre esistenze, per cui se ci sarà una vittoria, ci sarà una vittoria di tutti. Se ci sarà una sconfitta, sarà veramente una sconfitta di tutti e soprattutto di questa città. Ecco, per cui continuate a scrivere, telefonare, condividere, indignarvi, arrabbiarvi, ribellarvi a questo sistema, non mollate, telefonate continuamente, ogni giorno, perché la guerra si fa tutti i giorni e quando si è in guerra si spara tutti i giorni. Non fate non cadete nel loro gioco, perché il loro gioco è proprio quello di stancarvi, no? È proprio il classico sistema di questa politica qui, cioè esasperare le persone fino alla rassegnazione. Ecco, io non sono tra quelli che si rassegnerà mai, non sono neanche quello che si suiciderà e non sono neanche quello che è disposto a comprarsi la vasellina a buon mercato al supermercato per fare un piacere a questa gente qua. No, cioè proprio sbagliano di grosso. Ecco, allora adesso rimaniamo fiduciosi e speriamo che succeda qualcosa di positivo prima di Natale, se no vuol dire che mangerò il panettone su questo agru suonando la tromba giorno e notte a questo punto, insieme alle campane. Il 24 e il 25 suonerà anche giorno e notte la mia trombetta su questo agru per ricordare lo squallore e la miseria umana a cui è scesa a questa città con questa classe politica. Buona serata a tutti.